I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Agrigento, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto a Favara, in flagranza di reato per spaccio di cocaina, un 41enne di Porto Empedocle e un 52enne di Canicattì, entrambi con precedenti di polizia. I militari, agendo con prontezza, sono intervenuti durante la cessione di 500 grammi di cocaina che il primo stava effettuando all'interno della propria auto in favore del secondo. Nell'occasione sono stati sequestrati 700 euro ritenuti proventi dell'attività illecita. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale casa circondariale San Lorenzo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida, nel corso della quale il GIP convalidava l'operato dei militari dell'Arma, disponendo così la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il successivo giudizio di merito vaglierà eventuali responsabilità dei soggetti, le quali non sono ancora definitivamente accertate. L'operazione testimonia il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini.